sta per iniziare la cerimonia commemorativa per il 78° anniversario della Liberazione. È presente in piazza il picchetto d'onore fornito dal reggimento logistico Ariete. Affluiscono i labari e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'arma, preceduti dal medagliere provinciale del Nastro Azzurro, dal medagliere provinciale combattenti e reduci e dal gonfalone della Presidenza nazionale dell'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di Croce al Merito di Guerra, di Medaglia d'Oro al Valor Militare e Croce d'Oro al Merito dell'Esercito, fa ingresso sul luogo della cerimonia.
Ha ora luogo la cerimonia dell'alza bandiera. Viene data lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Vittorio Veneto il 2 novembre 1946 per la guerra di liberazione. Amore di patria, spronando l'antica volontà di Vittoria a piegare il destino, risuscita Vittorio Veneto. Per 20 mesi di guerriglia atrocissima, sola e indoma, organizza, sostiene ed alimenta i cittadini compatti nella rivolta contro il duplice selvaggio ed i 5.000 partigiani che, scolta insonne, lottano sulla sinistra del Piave e sui valichi montani a difesa della dignità d'Italia. Contro la rabbia nemica, i volontari della libertà, donando ai vivi l'anima dei morti, confermano fieramente la nobilissima tradizione a conservare la libertà, piegando la ferocia e la distruzione. Domata la tracotanza avversaria, costretto alla resa il nemico in ritirata, la città, libera per la tenacia dei figli, consacra all'epopea del nuovo riscatto il suo sacrificio di sangue e di mezzi. Settembre 1943, aprile 1945. Vengono resi gli onori ai caduti con l'omaggio alla corona deposta al monumento da parte del Presidente della Regione Veneto, del Sindaco di Vittorio Veneto, dal Viceprefetto, dall'autorità militare, dal Presidente della Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma e dalla rappresentanza dell'ANPI.
Il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, porge il saluto alle autorità e a tutti i convenuti. Buongiorno a tutti. Rivolgo un saluto caloroso e riconoscente mio, della mia amministrazione e della città intera di Vittorio Veneto, ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, delle forze armate, delle forze dell'ordine, delle associazioni combattentistiche ed arma, ai colleghi sindaci che hanno voluto essere qui con noi oggi e a tutti voi presenti. Un saluto particolare ai miei concittadini, fieri di esserlo nella nostra decorata città, e uno al Reggimento Logistico Ariete che ci onora anche oggi con la presenza di un suo picchetto. Gli italiani, dopo molti anni di convinto consenso, si resero conto del baratro nel quale erano precipitati e il 25 aprile è la giornata che ci vede riuniti ogni anno a ricordare come a questa presa di coscienza seguì una lotta sanguinosa condotta da volontari, progressivamente sempre più numerosi, volontari di diverse appartenenze politiche, volontari civili e militari, che alla fine riportò la democrazia in un paese ancora martoriato dalla guerra. A 78 anni di distanza dalla liberazione ancora si discute di metodi e risvolti di quella lotta, spesso con interlocuzioni indirette, parziali, insufficientemente contestualizzate, per partito preso, troppo spesso incapaci di ascoltare perché ancora di parte. Direi che è tempo di accantonare questo di parte, e questo per convergere tutti nella verità di fondo che emergono da quelle tremende vicende, ovvero che occorre prevenire ogni rischio di ritorno ai totalitarismi come quelli europei del Novecento e contestualmente difendere la democrazia raggiunta con i valori che già la lotta di liberazione aveva in sé, ovvero i valori della libertà, della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della solidarietà. Occorre ripassare la storia per quanto potrà insegnarci e per farlo nel più proficuo dei modi bisogna ascoltare ogni voce narrante, concedere anche il beneficio della buona fede nei diversi portatori di memoria, in un dialogo costruttivo che indubbiamente sarà più produttivo delle sempre sterili contrapposizioni. Il libero dibattito tra le diverse visioni di ciò che è successo è un'importante conseguenza proprio dell'impegno e del sacrificio allora profusi. Non sprechiamo questo dono. Proprio per avviare nella nostra città queste auspicabili convergenze abbiamo invitato oggi, forse per la prima volta, più di una voce a raccontare e da persone di buona volontà ad ascoltare. Buon 25 aprile, buona festa della liberazione e buon San Marco a tutti. Interviene il generale di Corpo d'Armata Enrico Pino, presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti delle Forze Armate Regolari di Guerra e di Liberazione, per la commemorazione ufficiale. Buongiorno e buon 25 aprile a tutti. Porto innanzitutto alla comunità vittoriese il saluto dell'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione, della quale mi onoro di essere il presidente e qui rappresentata dalla bandiera di alcuni soci della sezione di Padova. È un'associazione fondata da coloro che combatterono nelle fila delle forze armate italiane che a fianco delle forze alleate concorsero a liberare l'Italia dall'occupazione nazifascista. Ringrazio poi il dottor Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto, per l'onore che mi ha fatto chiedendomi di partecipare ad una celebrazione così importante per la nostra nazione. Porgo poi il mio saluto a tutte le autorità civili, militari e religiosi presenti, a tutte le associazioni combattentistiche, in particolare a quelle che ricordano i combattenti italiani della guerra di liberazione e che vogliono tenere in vita la memoria. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la Federazione Italiana Volontari della Libertà, l'Associazione Nazionale Ex Internati, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane e l'Associazione Nazionale Combattenti Reduci. Ed infine saluto le associazioni d'arma che, come in ogni occasione, sono presenti con i loro labeli, simboli delle nostre tradizioni militari. Non vi nascondo l'emozione di essere su questo palco, un'emozione che deriva dal nome di questa città, che per ogni italiano è il simbolo dell'identità nazionale raggiunta attraverso una guerra la cui conclusione fu ottenuta per una battaglia che porta il suo nome.
Ma quelle sofferenze non furono sufficienti a preservare il nostro popolo dalla catastrofe di un'altra guerra, vissuta dopo meno di mezzo secolo, questa volta però voluta da un regime, quello fascista, che si concluse l'8 settembre 1943 con un armistizio che, nel riconoscere la nostra sconfitta militare, tentava di portare il Paese fuori dal conflitto nella speranza di evitarne l'annientamento totale. Ma la nostra richiesta di armistizio seguì una dura occupazione del Paese da parte del vecchio alleato, la Germania, e da quel punto agli italiani non rimase che combattere per la libertà, dando vita ad una nuova guerra, la guerra di liberazione, di cui oggi celebriamo la conclusione vittoriosa. Molto spesso, quando parliamo di questa guerra di liberazione, la sintetizziamo con una parola sola: resistenza. Una parola particolarmente significativa per i valori a cui fa riferimento e sui quali si fonda la nostra Carta Costituzionale. Una parola però che generalmente viene abbinata solo alla guerra partigiana, cioè quella combattuta sulle montagne, nelle campagne o nelle città, in ogni caso dietro il fronte che divideva i tedeschi dalle forze alleate. Così facendo però attribuiamo alla resistenza un significato limitativo, poiché vengono ignorati o sottovalutati i restanti contributi a quella che invece fu una guerra combattuta in più forme e su più teatri. È chiaro infatti che la guerra di liberazione iniziò nel momento stesso in cui fu sparato il primo colpo di fucile, l'8 settembre, contro i tedeschi, da parte delle unità italiane che rifiutarono l'intimazione di resa, molte più di quante non si voglia ammettere. A Roma Porta San Paolo, sull'isola d'Elba, in Sardegna, in Corsica, sulle Alpi piemontesi si combatté per più giorni. Ed altrettanto accadde nel Goriziano, sull'Appennino modenese, a Faenza, a Bologna, a Vado Rigolo, a Trento, in Alto Adige, a Cremona, a Torino e giù giù, per la penisola fino a Bari. Fu tutto un susseguirsi di risposte ferme alla richiesta tedesca di consegnare le armi. Anche nei Balcani vi fu un'uguale reazione da parte di numerosi reparti, così come nelle isole greche, da Cefalonia a Corfù a Lero, dove i combattimenti durarono 50 giorni. La gran parte di questi reparti dovette però soccombere nell'impari scontro, ed i soldati che non caddero in combattimento o che non furono trucidati una volta arresi furono inviati nei campi di concentramento insieme alle decine di migliaia di militari che erano stati invece sorpresi e disarmati facilmente dai tedeschi per l'incapacità dei nostri vertici politico-militari di dirigere efficacemente il tragico momento dell'armistizio. Furono più di 600.000 militari italiani trasferiti nei campi della Polonia e della Germania e a più riprese fu offerto loro di rientrare in Italia purché si arruolassero con i tedeschi o nella Repubblica Sociale. La gran parte di essi però rifiutò, scegliendo di esprimere la propria resistenza, non abbassando la testa al ricatto nazista, e 40.000 morirono addirittura di stenti piuttosto che combattere al fianco di un regime dittatoriale e liberticida. Della drammatica vicenda di questi uomini che onorarono la divisa rimanendo volontariamente nei lager si è taciuto o non si è parlato abbastanza, ma essa fu una delle fasi più importanti della resistenza degli italiani al nazifascismo. Altrettanto poco si è parlato di ciò che accadde nei Balcani, dove i tedeschi furono costretti a combattere a lungo contro soldati italiani che, sfuggiti alla cattura, decisero di prendere la via dei monti per unirsi alle formazioni partigiane locali e combattere sino alla fine della guerra. Non è possibile elencare tutti gli episodi di valore di questa resistenza all'estero, ma essi sono serviti a dimostrare che l'Italia combatteva non solo per se stessa, ma anche per lo sforzo generale europeo della guerra al nazifascismo. In questo modo poco si considera, allo stesso modo, poco si considera che immediatamente dopo l'armistizio molti ufficiali e soldati sfuggiti alla cattura, resisi conto che per migliorare il destino della patria bisognava battersi, decisero di salire in montagna per iniziare la lotta armata. A questi primi nuclei si unirono via via molti italiani di ogni classe e gruppo sociale, che invece di farsi piegare dalla violenza nazifascista, concorsero alla creazione di quelle bande partigiane che nelle campagne e nelle città non diedero tregua ai tedeschi sino all'insurrezione della primavera del 1945. La guerra partigiana raggiunse una terribile efficacia, riconosciuta allo stesso feldmaresciallo Kesselring, il quale nelle sue memorie scrisse che la lotta delle bande dell'Italia settentrionale era, per la condotta della guerra tedesca, un effettivo pericolo. Allo stesso tempo, nel territorio libero del Sud rinascevano le forze armate italiane, costituito dalle unità disponibili in quel territorio e nelle isole, e da tutti quegli ufficiali e soldati del Nord, sotto occupazione tedesca, che fecero una scelta d'onore passando
le linee per mettersi a disposizione del governo italiano. E l'esempio più famoso è quello che ci ha ricordato spesso il nostro Presidente della Repubblica Ciampi. Una volta ricostituite le forze armate, per l'Italia fu possibile partecipare alla guerra a fianco degli alleati, che assunse il carattere di guerra di liberazione nazionale. E così l'8 dicembre 1943, a soli 3 mesi dall'armistizio, i soldati italiani entrarono in combattimento a Montelungo, nel settore di Cassino. Erano gli stessi soldati di prima dell'8 settembre, che davano inizio alla riscossa, trovando la forza e l'orgoglio per dimostrare che la patria non era morta, nonostante le sconfitte e la disonorevole resa incondizionata, ma stava rinascendo dalle sue ceneri. Le incertezze e i dubbi dell'8 settembre erano scomparsi ed era iniziato il nostro riscatto, con il Corpo Italiano di Liberazione che partecipava alla liberazione dell'Abruzzo, delle Marche fino alla Romagna, dove entravano in linea i gruppi di combattimento che partecipavano all'offensiva finale sulla linea gotica. La guerra combattuta nelle varie forme di cui ho parlato è ciò che noi chiamiamo guerra di liberazione, che quindi ha avuto più protagonisti, i quali si sono completati vicendevolmente. La guerra partigiana in territorio nazionale, quella dei militari partigiani all'estero, la resistenza degli internati militari in Germania ed infine le rinate forze armate co-belligeranti con gli alleati. Tutti hanno agito sinergicamente per uno scopo comune, come fanno le dita di una mano. Ed è per questo che nel mio intervento ho voluto ricordare che la resistenza e la liberazione dell'Italia dal nazifascismo sono patrimonio comune di tutto il popolo italiano ed anche delle sue forze armate, pur se molte poche volte viene ricordato. Da Vittorio Veneto, città simbolo dell'unità nazionale, la cui bandiera è decorata anche di medaglia d'oro al valore militare, per l'eroismo espresso nella guerra di liberazione, dobbiamo dire con forza che è tempo che cessino le divisioni nel nostro Paese, come appena ricordato il Sindaco. Un Paese anche troppo frammentato quando si parla di guerra di liberazione. Dobbiamo leggere questa guerra tutta nel suo insieme, evitandone un sequestro ideologico o un rifiuto preconcetto da parte di partiti o movimenti politici, per considerarla invece come la pietra angolare sulla quale è stata ricostruita la nostra nazione, poiché fu la guerra che ci consentì di entrare nel novero dei paesi liberi e democratici. E questo dobbiamo farlo capire soprattutto ai nostri giovani, sulle cui spalle grava il compito di costruire il futuro dell'Italia. Essi sono certamente uguali a quelli a cui si rivolse il rettore dell'Università di Padova, Concetto Marchesi, che nella cerimonia di apertura dell'anno accademico 1943 lanciò un appello carico di speranza. Per la fede che vi illumina, egli disse, per lo sdegno che vi accende, non lasciate che l'oppressore disponga ancora della vostra vita. Fate risorgere i vostri battaglioni, liberate l'Italia dalla servitù e dalla ignominia. Egli stava affidando ai suoi studenti ed ai giovani italiani una responsabilità enorme, un compito gravoso senza dubitare nemmeno per un istante della loro capacità. E quel seme produsse i germogli della lotta partigiana. Altrettanto drammatica fu la responsabilità che seppero prendersi sulle spalle i giovani militari che rifiutarono la logica del tutti a casa attribuita alle nostre forze armate, preferendo continuare la lotta armata o il lager alla fuga. Credo che i giovani di oggi vorrebbero sentire nei loro confronti la stessa fiducia espressa al Concetto Marchesi ai suoi studenti e vorrebbero possedere la stessa sicurezza nelle proprie capacità che ebbero quei militari che decisero di combattere. Ma dobbiamo ammettere che ai nostri giovani oggi mancano modelli di riferimento validi, poiché spesso sono circondati dall'effimero. Se solo potessero riconoscersi in un mito, allora potrebbero provare la stessa fiducia e la stessa passione dei giovani di allora. E quel mito potrebbe essere la lotta del popolo italiano per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Per molti anni però si è proceduto a una ricostruzione storica dei fatti incompleta, senza riuscire a dare agli italiani la consapevolezza che resistenza e guerra di liberazione costituiscono un patrimonio nazionale comune e che solo celebrando unitamente quei partigiani e quei militari che seppero dar vita a quella guerra nelle sue varie forme, potremmo disporre di quel mito a cui poter fare riferimento per mantenere saldamente nelle nostre mani un futuro libero e democratico. Questo è l'impegno che deve guidarci nell'odierna celebrazione affinché gli errori del passato non abbiano più ad accadere. Ma oggi purtroppo nel nostro continente, che era riuscito per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a vivere un lungo periodo di pace, sono riemerse le ambizioni imperialistiche che hanno caratterizzato la storia dei secoli scorsi e la guerra è ricomparsa tragicamente sulla scena con i suoi lutti, le sue sofferenze e le sue devastazioni. L'orologio della storia
è ritornato indietro di un secolo, ripetendo le logiche del nazismo e del fascismo che trascinarono il mondo in guerra per espandere il proprio potere. E così ci troviamo di fronte ad una guerra disumana che coinvolge civili innocenti, tra cui donne e bambini, e mette in discussione il principio sacrosanto dell'autodeterminazione dei popoli, dell'autonomia degli Stati e della loro sovranità, principi che sono alla base dei diritti fondamentali di ogni cittadino e di ogni nazione. Nel guardare a ciò che accade a pochi chilometri dai nostri confini, non possiamo non ricordare ciò che accadde allora alle rinate forze armate italiane, le quali proprio grazie alla fornitura di equipaggiamenti, mezzi ed armi britanniche poterono fornire il loro contributo alla liberazione del territorio nazionale. Così come altrettanto accadde al movimento resistenziale, che venne rifornito di armi ed equipaggiamento dagli alleati. Pur consapevoli del travaglio politico che sta vivendo il nostro Paese di fronte alla scelta di continuare a fornire armamenti all'Ucraina, dobbiamo convenire che senza questo aiuto fornito da tutto l'Occidente, oggi forse saremmo di fronte ad una finta pace, perché basata solo sulla legge del più forte. Allo stesso tempo riteniamo però che non sia non meno necessario che i governi occidentali guardino oltre a questo aiuto e puntino anche ad una pace in cui l'Europa miri a convincere le cosiddette superpotenze, che sempre più spesso mostrano l'attitudine a cercare di imporre le rispettive sfere di influenza, che non c'è futuro per un mondo in guerra. La scommessa per il domani sta perciò tutta nella forza delle nostre democrazie, le quali devono dimostrare di sapersi riprendere dalle attuali fragilità interne per guardare con responsabilità al ruolo che la storia da tempo le chiama a svolgere. Come scrisse Primo Levi, tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo e noi dobbiamo fare di tutto per evitare che ciò accada nuovamente. La pace è condizione di libertà e la libertà non è mai acquisita una volta per sempre. Per mantenerla bisogna difenderla impegnandosi senza riserve. Se riusciremo perciò ad acquisire una memoria collettiva della guerra di liberazione, allora avremo il riferimento con cui far comprendere alle nuove generazioni l'importanza di lottare per una democrazia giusta, libera ed efficiente. Ed in tal modo riusciremo tutti assieme ad affrontare e vincere le sfide di oggi e di domani con la stessa identica determinazione di coloro che senza distinzione di parte, civili e militari, caddero per la riconquista della libertà e della democrazia di cui oggi tutti noi godiamo. E questo è l'auspicio con il quale concludo il mio intervento, augurando nuovamente una buona festa del 25 aprile a tutti. Viva i combattenti militari e civili del nostro secondo risorgimento, viva l'Italia! Prende ora la parola la Presidente della sezione locale ANPI Divisione Garibaldi Nino Nannetti di Vittorio Veneto per il suo intervento. Buongiorno. Il 27 aprile del 1980 in questa piazza l'amministrazione comunale all'unanimità conferì la cittadinanza onoraria a tutti i partigiani della divisione Nino Nannetti e a quelli della Brigata Piave. Francesco Pesce, Milo, il comandante Milo, sottolinea nel suo discorso come questo sia un gesto di grande valore politico e sociale che il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto ha voluto dare unitariamente a noi. Come unitaria è stata la lotta di liberazione, condotta da cittadine e cittadini di ogni ceto sociale, di ogni estrazione politica, di diverse tipologie, contadini, operai, intellettuali, militari, sacerdoti, uomini e donne, che prima
durante il fascismo e poi per 2 anni, dal 43 al 45, hanno dato vita alla più grande lotta di popolo per assicurare all'Italia un avvenire di pace duratura, di libertà, di democrazia e di progresso sociale. In queste parole il comandante Milo definisce cosa è stata la Resistenza, che con le idee che l'hanno sostenuta appartiene perciò a tutto il popolo italiano, senza divisioni, e alla storia del popolo italiano. Le aspirazioni, i sogni, i valori che l'hanno ispirata sono confluiti nella Costituzione, redatta altrettanto unitariamente nonostante le diversità delle madri e dei padri costituenti, difficoltà che venivano superate perché c'era un obiettivo comune: contribuire alla nascita di un paese democratico. Per questo il 25 aprile, e non è una frase fatta, è un giorno di festa per tutto il popolo italiano, un giorno solenne, perché solenne è stata la liberazione dal nazifascismo. Ed è gioioso, come dovrebbe essere gioiosa qualsiasi liberazione. E ciò dovrebbe valere per tutti, perché la Costituzione, la Resistenza, la liberazione non sono mai stati appannaggio di pochi. Ripeto, sono di tutti noi, di tutto il nostro popolo. Certo, c'è stata anche quella che gli storici definiscono zona grigia, che è stata trasversale alle diverse tipologie di chi ha resistito, chi ha preferito non vedere, non sapere, chi ha scelto il quieto vivere, come purtroppo succede ancora oggi. Però per evitare proprio la retorica che accompagna sempre queste grandi cerimonie, occorre che questo giorno, ogni anno un po' di più, ci veda sempre più consapevoli del suo significato, forti nelle nostre convinzioni e soprattutto coraggiosi. Perché coraggiosi? Perché dobbiamo avere il coraggio di affermare in ogni ambito e in ogni istituzione che la somma di quei valori che hanno accomunato i resistenti e i costituenti sono il pilastro sul quale si fonda la Costituzione, scusate, è l'antifascismo. Parola che può suscitare ancora qualche titubanza, non dobbiamo avere paura di pronunciarla. Chi tiene in piedi la somma di valori che tiene in piedi la Costituzione è l'antifascismo. Ma cosa vuol dire antifascismo? Conoscere e capire ciò al quale si contrappone, e l'antifascismo si contrappone al fascismo. I costituenti che il fascismo avevano vissuto avevano ben chiaro cosa volesse dire, e tutto il loro impegno nel redigere la carta è stato rivolto ad impedire che si potesse ripetere. Ecco, noi oggi dobbiamo trovare il coraggio di riconoscere ed essere consapevoli che noi siamo stati fascisti, abbiamo tolto la libertà e calpestato i diritti di noi stessi e di altri popoli che abbiamo invaso. Abbiamo avvallato la morte di milioni di diversi dal nostro modello. Abbiamo voluto la guerra e ridotto il paese a cumuli di macerie e distruzione. Oggi
Essere contro tutto questo vuol dire soprattutto comprendere che antifascismo è dentro la nostra Costituzione, che sostiene la pace e il rispetto dei diritti di ciascuno. L'ANPI e il movimento partigiano che rappresenta non sono gli unici depositari dell'antifascismo. Questo valore è patrimonio di realtà politiche, associative, laiche e religiose e di singoli cittadini, perché è un valore universale che attiene alla parte essenziale della persona, il rispetto della sua umanità. Il ventennio è stato una dittatura reale che abbiamo sperimentato, contrariamente ad un'altra dittatura lontana, della quale ci è stata inculcata una paura insensata che ha avvelenato spesso le relazioni e l'obiettività della storia e che ancora oggi condiziona pesantemente la vita politica. Paura che è diventata un alibi per non riconoscere quello che il fascismo ha rappresentato per il nostro Paese. Solo con il coraggio della consapevolezza di ciò che siamo stati e con l'onestà di non negare il passato che ci vengono dalla corretta informazione storica, oltre che dai nostri personali convincimenti, saremo in grado di vigilare sulla Costituzione, perché l'abbiamo compresa, la conosciamo e ci impegniamo per la sua piena attuazione. La memoria del sacrificio delle partigiane, dei partigiani, dei 446 caduti della nostra divisione e di tutti coloro che anche senza combattere hanno contribuito alla liberazione. Questa memoria, dicevo, ha senso solo se la si traduce in vita e vitalità democratica. Solo se i sogni che mossero tutti i resistenti riescono a conquistare anche i nostri sogni e a ottenere spazi di realizzazione grazie alla nostra fattiva volontà. Arrigo Boldrini, storico comandante partigiano Bulov, per molti anni presidente nazionale dell'ANPI, ricordava: l'antifascismo non può ridursi alla sola ripulsa del fascismo, ma impone una critica puntuale sullo stato della democrazia e sui guasti della società, perché antifascismo, democrazia e Costituzione sono i pilastri dello Stato moderno. Che questo 25 aprile dia a tutte noi, a tutti noi, il coraggio di scegliere e di essere nuovi partigiani. Prende la parola il Presidente della Regione del Veneto, Dottor Luca Zaia. Grazie. Grazie. E un buongiorno a tutti innanzitutto. Grazie di essere qui oggi. Grazie anche alle famiglie che hanno portato i ragazzi. Ce ne sono ancora pochi, però grazie di cuore. Alcune riflessioni. La prima, noi siamo qui per non dimenticare. Non è un amarcord storico, stiamo parlando di quella che è stata citata anche prima come la guerra di liberazione, da quell'8 settembre del 1943 fino a questa data, che poi diciamolo fino in fondo è una data simbolica, quella del 25 aprile, fu De Gasperi a chiedere al re che poi dopo qualche mese se ne andò, di istituire la giornata della liberazione. Stiamo parlando del periodo più buio della nostra storia, del periodo più buio della storia del mondo. Stiamo parlando del ventennio fascista, nazifascista, stiamo parlando di un ventennio nel quale
comunque si sono perpetrati dei crimini nei confronti della popolazione, dei civili e non solo, assolutamente, che vanno ricordati. È il ventennio delle leggi razziali, 1938, è il ventennio delle deportazioni. 6 milioni di ebrei sono morti, e non solo ebrei, gay, zingari, disabili, nei campi di concentramento. Anche noi abbiamo cittadini veneti che non sono più tornati da quei campi di concentramento. Noi siamo qui per ricordare. Siamo qui, e condivido l'intervento della Presidente della sezione, adesso non vorrei sbagliare le cariche dell'ANPI vittoriese, anche per confermare che quando parliamo di antifascismo, i padri costituenti, nella Costituzione che è stata presentata il 1° gennaio del 1948, hanno scritto a più mani e con il consenso unanime quella che è la carta che regola la nostra democrazia. Se non ci fosse stata la guerra di liberazione, oggi noi non avremmo la democrazia. Questa è la sintesi del ricordo. Però il ricordo va anche a tutte le persone che sono morte. Prima abbiamo deposto una corona d'alloro, che non è una cerimonia che si fa perché comunque è prevista nel contesto di questa celebrazione. È il ricordo di coloro che hanno perso la vita per darci la libertà. Ricordiamo i tanti in armi che hanno combattuto. Il Cansiglio poi qui è stato un teatro, lo abbiamo ricordato anche alla presenza del Presidente della Repubblica qualche anno fa, ma ricordiamo anche i tanti civili che non avevano le armi, che comunque hanno partecipato alla guerra di liberazione o l'hanno subita fino in fondo, con rappresaglie, con uccisioni, con mutilazioni, con violenze. Ricordiamo anche le tante staffette, ne ricordo una per tutti, la staffetta Gabriella, Tina Anselmi, che a 14 anni dopo aver visto le impiccagioni nel viale centrale di ragazzi di Bassano del Grappa, decise di dedicarsi e dedicare la propria vita ovviamente alla resistenza. Tina Anselmi peraltro è stata la prima donna ministro in Italia, noi lo diciamo con orgoglio, è di Castelfranco Veneto, ed è stata quella donna che da ministro della salute, della sanità allora si diceva, ha dato vita al Servizio Sanitario Nazionale. Però non è solo ricordo. Si sta combattendo una resistenza a 2000 km da qui. Anche lì civili, donne, bambini, anziani e comunque cittadini stanno combattendo per la loro libertà. Stiamo parlando dell'Ucraina, stiamo parlando di Kiev, di tutti quei territori che oggi vivono la loro resistenza. Anch'io sono convinto che si debba continuare ad aiutarli, peraltro devo anche ringraziare i veneti perché in questo momento stiamo ospitando 16.000 profughi ucraini nella nostra regione, quindi grazie alla solidarietà di tutti i veneti che gratuitamente si sono messi a disposizione. 160.000 sono i profughi ucraini oggi presenti in Italia. Lì c'è un'altra resistenza. E poi, oltre a ricordare questa nuova resistenza, l'altro tema che mi sta a cuore è quello che noi siamo in un paese strano. Il 25 aprile, lo si capiva anche prima delle parole del Presidente dell'ANPI, non è di qualcuno, ma è di tutti. Il 1° maggio non è di qualcuno, ma è di tutti. Il 2 giugno non è di qualcuno, ma è di tutti. Cerchiamo di fare in modo che dopo 78 celebrazioni del 25 aprile, quest'anno è la 78esima celebrazione, si possa guardare avanti come un valore comune. Non cresciamo se non facciamo questa strada assieme. Da soli si fa prima, ma assieme faremo molta più strada. E penso ai giovani e concludo. Noi parliamo sempre di giovani. Prima si citava Concetto Marchesi, il rettore che invocò e sollecitò all'ascesa in campo dei ragazzi dell'Università di Padova. Era un altro momento, erano in guerra e quindi sicuramente molto più stimolati anche da un contesto ambientale,
però è pur vero che noi non possiamo continuare a parlare male dei giovani, pensare che siano degli smidollati. E se li vogliamo vedere in queste piazze il 25 aprile, dobbiamo anche pensare di rivedere questo modo di celebrare il 25 aprile, perché li dobbiamo coinvolgere i ragazzi. I ragazzi vanno coinvolti ovviamente con i valori, con la Costituzione, ma vanno coinvolti anche con la modalità di comunicazione che è dei giovani. Questo deve essere il nostro obiettivo. In un paese strano che ancora oggi vede alcune celebrazioni fatte con i guelfi e con i ghibellini. Io penso che la nostra sfida sia quella veramente dei ragazzi. I ragazzi sono il nostro futuro. Sui ragazzi dobbiamo investire. Non me ne vogliano le associazioni combattentistiche d'arma, voi fate un lavoro strepitoso, noi adulti che comunque non siamo più dei ragazzi, ma comunque il nostro obiettivo debbono essere i giovani. Grazie, buon 25 aprile a tutti, buona festa della liberazione e siamo in Veneto anche a buon San Marco, se può dire, no? E ve lo dico perché ci sta. Quando hanno scelto il 25 aprile, De Gasperi chiese al re, anzi decretò, e il re firmò questo decreto per la festa ufficiale. Fra l'altro voi non so se lo sapete, ma c'è un episodio, forse che è quello che è simbolo del 25 aprile. 25 aprile Sandro Pertini dichiara lo sciopero generale a Milano, da lì parte appunto questa idea. Però il 25 aprile ci hanno fatto anche un favore a identificarlo come 25 aprile, perché è la festa di San Marco. E noi abbiamo una bandiera che esiste da 1100 anni, che è l'unica bandiera al mondo che riporta la parola pace al suo interno. Pax. Grazie. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto lascia il luogo della cerimonia. Lasciano il luogo della cerimonia i labori gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'arma, precedute dal gonfalone della Presidenza nazionale dell'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto.
il picchetto d'onore fornito dal Reggimento Logistico Ariete lascia il luogo della cerimonia. La cerimonia ufficiale è terminata. A nome dell'amministrazione comunale si ringraziano quanti hanno partecipato e collaborato fattivamente all'odierna celebrazione. Grazie a tutti e arrivederci. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.